dell'artista abbiamo narrato nella Cappella Suardi e nei suoi ritratti parlanti. Ora cerchiamo anomalie simboliche. Nella Madonna, ora ad Edimburgo, Gesù in fasce, ma già colto, legge un cartiglio, ma par sordo alle parole di Gerolamo. Maria invita Francesco ad evitargli la vista della piaga, ormai è puro spirito, mentre sulla terra, con paziente accanimento, due boscaioli si impegnano nell'abbattere un altro albero. Che ci vuole suggerire Lorenzo? Che la sacra conversazione avviene in paradiso, luogo separato dalla terra quotidiana, da un telo verde speranza, e che il passaggio è agevolato dal sentiero in discesa, dal dialogo. Restano estranei Santa Chiara per rispetto per l'amato Francesco e Pietro che scruta la nostra curiosità. Un po' rigido il panneggio, in particolare quello di Maria, in una staticità belliniana. Nella Madonna ad Asolo, due paesaggi vengono dipinti sotto l'Assunta. Uno nella predella, lontano, montano, disabitato, surreale, ed uno realistico, con un piccolo villaggio, con tetti nordici, a Cuneo, in particolare quello del fienile. L'edificio accanto al ponticello è il mulino, la cui piastra è mossa dall'acqua sotto la ruota. Due persone in camicia conversano, evidentemente è estate e la pace regna sovrana. Entro una nuvola di cotone con riscaldamento interno, francamente non ci piace né la forma né il colore, Maria è sollevata da 4 angiolotti sopra gli sguardi sorpresi di Antonio Abate con campanella ma senza maialino e Ludovico da Tolosa. Ci stupisce il volto di Maria, mai la vedemmo rappresentata vecchia, chiusa, anzi accartocciata in un mantello di ferro battuto. Realismo nordico mal digerito che si associa ad una meringa colma di ovetti di salmone arancione. Il tronco spezzato probabilmente da un fulmine, simbolo di cambio nel tempo dei mortali, che ora possono rivolgersi a Maria chiedendo la sua intercessione, stride con il volto severo, quasi ostile della Mater Amabilis, la spettacolare prospettiva discendente, la cui profondità è accentuata dalle nubi di fondo. La precisione del disegno della quinta arborea accentua per contrasto il mistero di questa ermetica Maria. Continuità espressiva, atona di Maria, ed eccessiva nella curiosità, quella del bambino. Triste e vichinga la figura di Onofrio, perfetta, quella del vescovo. Osservatene il volto, la precisione, nonostante sia ripreso di 3/4, quella più difficile, le rughe attorno agli occhi, le palpebre gonfie e la barba mal rasata. Tutta un'altra piega prende la sua veste morbida e migliorano anche i manti di Maria. Non vi è allegria, si disserta, peraltro di anatomia, su un cuore trafitto, anzi infartato. Nelle nozze mistiche di Santa Caterina d'Alessandria, l'Otto, che si firma sulla ruota del martirio, ripropone nella sinistra un breve paesaggio con viandante che a cavallo
attraversa ormai a sera una stretta valle. Pare essere ormai in salvo, forse pregando Maria Salvatrice che vediamo finalmente in dolcezza. Con una mano regge il bimbo, sempre precoce nelle sue azioni, e l'altra delicatamente incoraggia Caterina, carezzandola sul collo. Si sorprende persino San Giuseppe, che spostandosi sposta un po' troppo a destra l'equilibrio compositivo, ma ne ha motivo. Maddalena è uno splendore. Invero l'avremmo preferita con dita più sottili, sono sproporzionate al viso ed all'anello. I capelli biondi, intrecciati ed incrocchiati erano di moda attorno al 1500 a Venezia, forse anche il cordoncino di seta, una leziosità superflua. A Iesi, nella Pinacoteca, troviamo conferma del suo progressivo avvicinamento alla pittura toscana, ossia disegno preciso e naturalismo. Osservate il santo a destra, ripreso a capo leggermente chino. Un plauso a Lorenzo. Spesso in questa posizione la testa sembra incalcarsi nel collo, come vediamo accadere dall'altro lato allo sciagurato che regge il sudario, certamente di fragile lino, con i denti. L'espressione di rabbia trattenuta, la forza dei muscoli che gonfiano le maniche avvolte della camicia bianca. Perfetto. Non fosse per quell'incongruo, aggraziato passo di danza della gamba destra. Trascuriamo le esagerate manifestazioni di cordoglio e saliamo sul colle, seguendo la corsa dei levrieri. Sul Calvario la sofferenza continua. È terra di uomini, il cui dolore e morte devono essere d'esempio, e sotto le croci si attende. Si raccolgono i ferri del mestiere, mentre Giafra, che decretò la morte di Cristo nel Sinedrio, se ne torna a casa, conversando amabilmente con un soldato romano. La Trinità di Bergamo ha un paesaggio pastorale da Arcadia Felix. Prima cerchiamo la ragione del titolo. Cristo, il Figlio, in afflizione e con la testa infossata, come abbiamo detto, mostra i segni della crocifissione. Non si sono rimarginate le ferite, è un memento per noi. Fate che non sia morto invano. Sopra di lui la colomba dello Spirito Santo. Ma per vedere il Padre si deve aver occhi lucidi e credere nelle apparizioni. Come un'ombra, un fantasma cosmico, tutto sovrasta ed avvolge. Terribile, per quanto sotto ci siano due arcobaleni e svariati scugnizi serafini. Rimaniamo con i piedi per terra e vediamo pecore al pascolo, sorvegliate da buoni pastori. Uno si è alzato e con il bastone minaccia un lupo invisibile. Vi lascio in buone mani, è il messaggio di Gesù tramite Lorenzo. A destra, fuori dal casale, uomini s'apprestano a piedi ed a cavallo, guidati da un soldato con elmo e corazza, ad un periglioso viaggio. Il bosco può riservar sorprese, per cui il buon pastore deve prevenire con forze adeguate. Nelle valli bergamasche ed in quelle vicine dell'Adige, i vescovi erano conti e, per necessità, battaglieri, e lo sport preferito era la caccia. In fondo, a destra,
Un servitore suona il corno. Il cane ha fiutato la preda e grazie a Dio stasera forse si mangia carne. La preda prega diversamente e aiutiti, che Dio t'aiuta, scappa rifugiandosi nel fosco della boscaglia. Il sole tramonta alle nostre spalle e l'otto, giocando con ombre e luci a macchie, ci porta con gli occhi verso la verde valle cinta da monti che l'ultima luce accarezza. Così, in armonia, noi concludiamo.